Non ha un lavoro e cerca di rimediare qualcosa con cui vivere e dar da mangiare alla sua famiglia e lo fa tra i rifiuti. Lui è il signor Giuseppe Arnone, è di Favara, un paese in provincia di Agrigento. Una persona umile, dignitosa, potremmo anche dire coraggiosa, che con la sua lambretta va nelle discariche che si formano spontaneamente e si immerge lì, tra l'immondizia alla ricerca di ferro da rivendere. Mi scusi, ma lei che cerca nella discarica? Trovo un pochino di ferro e vaio di nuovo a casa. Non è un lavoro un po' difficile, diciamo, un po'. No, Da quanto tempo lei va nella discarica a cercare appunto il ferro? io sempre l'ho fatto questo mestiere. E poi che fa? Lo rivende? Sì, poi lo rivendo. Ma non ha paura di prendere malattie? Sono vaccinato, cosa che devo fare prima il vaccino, perché si capisce che non è igienico andare, ma purtroppo Lei ha famiglia, ha figli? sì, ho una moglie e un bambino. Lei ha scelto di fare questo perché ha bisogno? Praticamente se non faccio questo che cosa devo fare? Non posso fare un'altra scelta, allora praticamente mi dico io stesso di fare questo lavoro e questo faccio. Cioè praticamente ci capiamo per un tintorie e giustamente allora vaio così per lavorare, è buono quello che guadagno, porto a casa e giustamente che meglio così che fare tintorie. Io mi contento così che fare tintorie.